Quarta corsa dall'Arcoveggio di Bologna, una prova per 5-6 anni, non vincitori di 22.000 euro nella carriera. Favori per Aboli, numero 10 Alessandro Dettoris, una corsa comunque incertissima. 1 Angel Cash, 2 Always on My Mind, 3 Zitrunas, 4 Z Krill, 5 Xenox B, 6 Alonso. In seconda fila 7 Artiglio dei 28, 0 Giulia, 9 Anita Dipa, 10 Aboli. Autostart che entra in addirittura. Problemi per Aboli, favorito di galoppo. E si parte con la velocità da parte di Z Krill che cerca di andare al comando. Al suo interno ci sono Angel Cash che difende la corda da Always on My Mind, quale sbaglia. Z Krill in vantaggio nei confronti di Angel Cash. All'esterno subito il 6 di Alonso che cerca di progredire in avanti su Z Krill, che però fa buona guardia, fa intendere chiaramente di voler correre davanti, cerca posto allora alla corda Claudio Monte avanti a Xenox B, il quale però nega la posizione alla corda, resta scoperto allora Alonso. 31 per i primi 400 di corsa da parte di Z Krill che è in vantaggio nei confronti di Angel Cash. Al largo Alonso, la seconda pariglia la va a fare 0 Giulia, anticipando Zitrunas. Lungo la corda c'è sempre Angel Cash che sposta a lato di Z Krill dalla seconda posizione alla corda. Antonio Greppi e Angel Cash vanno all'esterno. 49,3, effettivamente la curva è stata lentissima. Dopo un paletto in 17-1 addirittura in quasi 18. 1,5 la metà gara e in vantaggio c'è Z Krill, all'esterno Angel Cash, lungo la corda Xenox B, in pariglia Alonso, poi ancora 0 Giulia, quindi Anita Dipa il chilometro di Z Krill in 1,19,5, in vantaggio sempre Marco Volpato che ha preso la testa all'inizio della corsa e prova a non mollarla più. Angel Cash che però insiste al largo, viene in terza ruota 0 Giulia, lungo la corda c'è sempre Xenox B con a destra Alonso, poi ancora Zitrunas, la Dricelli passata in 15, attacca Angel Cash che sta passando nei confronti di Z Krill, deve tenerlo di trotto Antonio Greppi. Z Krill che allora sui problemi dell'avversario prova a rifarsi sotto, lungo la corda c'è Alonso che ricarica le pile e cerca l'open stretch, poi 0 Giulia, Angel Cash che se n'è andato da Z Krill. Angel Cash che se ne va nei confronti del resto della compagnia. Al secondo 0 Giulia tiene a bada il finish interno da parte di Alonso. 30 il penultimo quarto, 29,8 l'ultimo, il successo di Angel Cash, Antonio Greppi, Ivan Petronelli, colore del signor Alfredo Galeazzi, il successo del figlio di Iglesias che anticipa il treno esterno dopo 600 metri di corsa, lo mette in mezzo alla pista Antonio Greppi, sa che ha del buono in mano, passa nei confronti della labile leader Z Krill e vince. Al secondo 0 Giulia, al terzo Alonso.